Ben ritrovati all'appuntamento meteo di Teleradio Pace. Domenica 4 gennaio farà il suo ingresso aria decisamente più fredda proveniente dai quadranti settentrionali, pertanto sulla Liguria ci attendono giornate ventose e caratterizzate da una decisa diminuzione delle temperature. Nel dettaglio, per l'intero arco della giornata di domenica il cielo si presenterà sereno, velato su gran parte della regione, faranno eccezione ai versanti padani centro-occidentali, in particolare Val Borbina orientale, Val d'Orba, Valle Stura e Valle Scrivia, dove saranno presenti nubi basse o a tratti banchi di nebbia. In tale contesto, in serata, nelle aree precedentemente citate, non si escludono locali o deboli precipitazioni, anche nevose, fino a fondovalle. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali, sono attese raffiche fino a 80-90 km/h tra Genova e Capomele. Mare stirato o mosso sotto costa, mosso al largo fino a molto mosso sul bacino occidentale. Temperature in calo, soprattutto nell'entroterra. Sulla costa andremo dai 3 ai 13 gradi e all'interno dai -5 ai 7 gradi. Diamo uno sguardo anche alla giornata di lunedì 5 gennaio. Durante la notte e nella prima mattinata nubi bassi o banchi di nebbia interesseranno i versanti padani centro-occidentali, mentre altrove è atteso il passaggio di velature. Dalle ore centrali del giorno si esterrà il transito di stratificazioni medio-alte, a tratti estese e compatte sull'intera regione. Venti moderati dai quadranti settentrionali, sono attesi rinforzi fino a forti sul settore centro-occidentale della costa. Mare stirato mosso sotto costa e mosso al largo e temperature in ulteriore diminuzione. Rischio di gelate diffuse nelle zone interne.